La procura presso il Tribunale per i minorenni di Palermo ha nominato un consulente tecnico, il medico legale Antonella Argo, per tentare di far luce sulla morte del giovane nisseno Mirko Antonio Lamendola di anni 26, che si sarebbe suicidato con un colpo di pistola legalmente detenuta per uso sportivo la sera dello scorso 25 agosto sulla spiaggia di Punta Grande tra Porto Empedocle e Real Monte. Ora l'ipotesi è che a sparare non sia stato Lamendola, ma un suo amico minorenne che si trovava in spiaggia con lui e che è stato indagato. Per il giovane viene ipotizzato il reato di omicidio del consenziente, avrebbe aiutato cioè l'amico ad uccidersi. Quindi sarà effettuata al più presto l'autopsia sul cadavere, saranno eseguiti prelievi anche tossicologici, esami di laboratorio, rilievi fotografici. I familiari della vittima sono assistiti dall'avvocato Rosario Di Dato. L'Amendola si era appreso dopo la morte, si sarebbe suicidato perché non aveva superato il concorso di polizia. Ora la procura vuole vederci chiaro sul ruolo ed eventuali responsabilità dell'amico minorenne. Non ha retto purtroppo a quel sogno infranto di indossare la divisa e si è sentito tradito. Aveva studiato, si era preparato Lamendola, aveva superato le prime selezioni per entrare nel corpo della polizia, ma alle visite era stato subito scartato. Era la sua ultima possibilità, visto il limite dei 26 anni, per partecipare a questo tipo di concorsi. Lui li aveva già compiuti, tornato quindi da Roma con l'anima a pezzi, ha pensato solo a farla finita e l'ha fatto nella maniera più terribile. Si è sparato alla tempia davanti all'amico di sempre in spiaggia nelle vicinanze di uno stabilimento balneare tra Porto Empedocle e Real Monte.